Buonasera a tutti e buon anno a tutti voi che state attendendo in compagnia il 2011. Ma cosa si attendono i nostri studenti dal nuovo anno? Scopriamolo insieme in questo servizio. Si conclude il 2010 e chiediamo agli studenti cosa vogliono fare nel loro 2011, sogni e aspettative. Laurearmi, trovare un lavoro, mantenere l'amore, sposarmi, avere dei figli, va bene? Nel 2011 vorrei laurearmi, fare festa e poi cercare lavoro o studiare all'estero, penso di andare in Australia sulla Gold Coast, fare la Stunt Academy. Andare a New York City. Finire un po' di esami. E penso che si realizzerà, infatti andrò a New York con una mia carissima collega un mese. Andare in Erasmus, fare gli esami, bene, basta. Quali sono le speranze per il 2011? Di laurearmi, spero ad aprile, e anche di dimagrire, che sarebbe anche il caso, insomma. No, dai, per favore. Finire l'anno bene, comunque dopo cominciare il prossimo e laurearmi il prima possibile. Passare tutti gli esami, soprattutto l'inglese scritto, abbastanza difficile. Inoltre fare un po' di viaggi. Innanzitutto l'anno prossimo dovrei laurearmi. Il problema è che adesso sono dietro a fare gli esami del primo anno e non so bene come andrà. Vincere al Superenalotto. Però non so, i sogni in realtà non sono organizzato, non ho idee. Allora, mi piacerebbe fare l'educatrice per l'infanzia, perché comunque, ad esempio, anche l'anno scorso ho lavorato con dei bambini, anche l'estate, comunque con l'Ogresto, comunque mi piace moltissimo stare a contatto con i bambini e quindi, insomma, mi piacerebbe lavorare con loro. Qual è il tuo sogno per l'anno a venire? Allora, il mio sogno innanzitutto è di godermi, diciamo, la mia libertà. Ma nel 2011 io avrei intenzione di continuare a studiare presso questa facoltà, possibilmente senza ripetere troppi esami, si intende. E quindi, diciamo, di inseguire quello che meglio credo importante, quello che vedo importante per me. Impegnarmi, cercare di studiare al meglio, dai. Innanzitutto, gli studi soprattutto, quindi di ottenere dei buoni risultati. Ting! Sogni, aspettative, vincite, i tuoi. Principale, laurearsi. Spero di andare bene con gli esami, di farne il più possibile. E poi si vedrà cosa fare dopo la laurea, però il principale è laurearsi. Allora, spero tanto di riuscire a laurearmi in tempo per settembre. Sicuramente spero di continuare all'università, di sperare gli esami con facilità e non lo so, di continuare a vivere felicemente così, nient'altro per adesso. Sto diventando Bordeaux. Ma visto che io studio cinema, vorrei vedere realizzati alcuni dei progetti che ho in mente, indipendentemente non so se all'interno dell'università o come progetti extrauniversitari. Sappiamo che sei un attore, quindi tournée in giro? No, diciamo 2011 è anche il mio anno per andare a Roma, voglio provare in un'accademia, vedremo, quello è il sogno, vedremo. E ora vi proponiamo un'intervista ad Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera, che è intervenuto in Cattolica per presentare il suo ultimo libro, Viva l'Italia. Ascoltiamolo insieme. Viva l'Italia! Perché si sofferma in particolare su due momenti della storia italiana nel suo libro? Perché sono i due momenti sotto attacco. Il Risorgimento è considerato una cosa da liberali, da quattro gatti, mentre non è così, c'è anche il popolo nel Risorgimento italiano. Nel 1848 insorgono tutte le grandi città italiane, Brescia compresa, e la Resistenza è considerata una cosa da comunisti, mentre non è così. Certo, c'erano i comunisti, ma c'erano i militari, i sacerdoti, le donne, la popolazione civile. E sono due momenti fondativi che oggi sono sotto attacco. Anche se sono i 150 anni dell'unità d'Italia, continuano a uscire libri contro, anti-risorgimento, contro storia, il sangue del Sud, il lato oscuro del Risorgimento. Io voglio raccontare anche il lato luminoso della nostra storia,
anche perché il momento attuale è difficile, noi italiani diamo il meglio di noi stessi in momenti difficili, questo è uno di quelli, quindi insomma cerco di dare un'iniezione di ottimismo anche per il futuro. Un commento sulla giornata politica di ieri, le va di darlo? Ma è una vittoria politica di Berlusconi sicuramente, una durissima sconfitta per Fini, però in generale non un bello spettacolo per il Paese. Questo mercimonio, questo calciomercato, mi pare di capire che si andrà comunque a votare, ci porterà alle urne la Lega che vuole incassare giustamente dal suo punto di vista sondaggi mai così favorevoli. Questo non è un libro filoleghista. La Lega secondo me è la risposta sbagliata a una domanda giusta di più autonomia, di meno fisco, di meno burocrazia, però la Lega agita delle paure che sono reali, che sono legittime. Ogni volta che arrivo a Brescia mi colpisce, mi guardo attorno in stazione e non vedo un bresciano. C'è un impatto fortissimo dell'immigrazione, nessuna comunità può reggere un impatto così forte, quindi i problemi esistono. La Lega mi pare più interessata ad agitare le paure per strumentalizzarle in chiave elettorale che non a risolverli questi problemi. La più grande minaccia all'unità d'Italia qual è? Beh, questo spirito separatista al nord, perché non credo che la Lega abbia rinunciato in cuor suo alla secessione, cui corrisponde questa idea che non è soltanto dei neoborbonici, appunto per cui il sud è sud per colpa del nord che lo ha conquistato. Sono mugugni reciproci che hanno dietro esattamente la stessa logica, la colpa non è mai nostra, è sempre colpa di altri italiani, è una logica sterile che rifiuto. E la scommessa del libro è proprio questa, che noi italiani siamo in fondo più legati all'Italia di quanto non ci piaccia riconoscere. Io nel libro parlo anche delle piccole patrie e non c'è contraddizione tra il legame profondo con la nostra città, le nostre radici, il dialetto, la nostra cultura, i nostri prodotti, che è la nostra ricchezza, le cose che il mondo globale ci chiede, e la comune appartenenza a una patria che ci riguarda tutti. Si può essere bresciani, lombardi e italiani, o nel mio caso torinesi, piemontesi e italiani. L'Italia è anche un marchio che funziona benissimo nel resto del mondo. Non si ha idea di quanta domanda di Italia ci sia nei grandi paesi stranieri, anche nei paesi emergenti, in India, in Cina, in Brasile, in Sudafrica, ovunque dici che sei italiano ti sorridono, ovunque c'è gente che vorrebbe vestirsi come noi, mangiare i nostri cibi, bere i nostri vini, comprare i nostri prodotti. Dobbiamo soltanto crederci, l'Italia non è un paese grande, ma è un grande paese ed è una cosa seria. Quindi nel libro racconto le storie di uomini e donne per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita e per cui viva l'Italia sono state le ultime parole. Dopo questa intervista ad Aldo Cazzullo, ora andremo a conoscere un nostro studente, Francesco Florenzano, terzo anno della Facoltà di Lettere, che da poco ha pubblicato un libro dal titolo Uomo nascosto. Ho cominciato a scrivere dopo essermi appassionato alla lettura, come capita a molti, e ho appunto incominciato con la poesia, poi ho capito che non era la mia strada e ho incominciato a scrivere dei piccoli racconti che poi non sono mai stati dei racconti veri e propri, più che altro fotografie istantanee di momenti vissuti, immaginati, sognati, cioè è sempre stata una specie di ricerca, tra virgolette, interna, ecco. Però quando mi dicono hai scritto per fare terapia, no, non ho scritto quello, ho scritto perché mi interessava far sapere agli altri il mio punto di vista,
a 14 anni, 15 ho cominciato a scrivere le prime cose, poi con una certa assiduità dopo i 16 anni. Il libro è uscito a ottobre del 2009 e penso che l'ultimo racconto l'abbia scritto 6 mesi prima, ecco. Il libro è strutturato con un'introduzione, cioè il primo racconto è veramente molto breve, e proprio l'ho pensato come un'introduzione al libro. E racchiude in sé quasi tutte le tematiche, la tematica della solitudine, la tematica della ricerca, la tematica del sesso femminile come opposto e complementare. L'ultimo racconto, che poi è quello a cui maggiormente sono affezionato, è quello che secondo me poi racchiude e svolge quello che l'introduzione all'inizio ha detto. Naturalmente non è stata un'idea unitaria, nel senso che avendo cominciato a 16 anni e avendo poi scritto l'ultimo racconto a 24, è stato più un riscoprire quello che avevo scritto, adattarlo, completarlo con altre narrazioni, avere quindi sì un lavoro omogeneo ma anche un lavoro tipo in crescita. Quanto riguarda gli scrittori, sono molto legato a Italo Calvino, soprattutto Le città invisibili, a questa atmosfera che è a metà strada tra il sogno, il pensiero, la riflessione, e poi vabbè, la tematica della città comunque è anche una tematica particolarmente presente nel libro. E poi come modo di scrivere, soprattutto per l'immaginazione e la capacità di nascondere, o meglio, di far venire alla luce la parte misteriosa della realtà, lo scrittore che meglio riesce a fare questo è Dino Buzzati. Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, auguro a tutti voi una buona serata, buon Capodanno e vi aspetto nel 2011. Grazie per essere stati con noi.